abbiamo mai fermato nessuna ragazza. 2 anni fa abbiamo chiuso la nostra Serie D perché le ragazze che avevano vissuto con noi l'esperienza di molti anni hanno chiesto di fare altre esperienze che noi non eravamo in grado di garantire. E quindi l'Arcobaleno di Padova è ripartita da una prima divisione per fare ciò che le riesce meglio, cioè dare corso alla massima espressione pallavolistica possibile delle proprie atlete. Sicuramente tenendo conto dell'esperienza che c'è stata e partendo con un entusiasmo nuovo. Un entusiasmo che ci dà la possibilità di poter creare ancora qualcosa di nuovo, dare qualche soddisfazione in più. Le difficoltà sono che sì, si sta creando il gruppo, è amalgamato, però molte partite perdiamo la concentrazione, ci stacchiamo, non ci crediamo al 100%. La tecnica c'è, è il gruppo che comunque c'è, ma non sempre. Si spera anche di poter passare in Serie D, questo sarebbe l'obiettivo principale, però comunque di arrivare a un campionato di livello tra i primi posti. Alla pallavolo arcobaleno non manca nessuna categoria a livello provinciale, ecco quindi la seconda divisione. Abbiamo lavorato fino all'inizio dell'anno per creare un gruppo, trovarci in sintonia e grazie a questa sintonia insomma puntiamo in alto, cerchiamo di arrivare in una buona posizione a livello di campionato, non dico di vincerlo, facciamo un campionato FIPAV, però insomma almeno di posizionarci ad una buona altezza. Insomma. E non poteva mancare la terza divisione. Quest'anno siamo in terza divisione, l'anno scorso eravamo in Under 18, quindi è il primo di divisione. L'obiettivo, siamo una squadra che era comunque già insieme dall'anno scorso, quindi sì, insomma l'obiettivo è vincere sostanzialmente, cioè ci siamo posti un obiettivo che potenzialmente è quello di passare in seconda, poi non si sa se andrà così bene, comunque insomma speriamo. Siamo partiti con l'obiettivo insomma di vincere, insomma penso come tutte le squadre si prefiggono l'obiettivo di vincere, anche perché se no cioè, cosa si gioca? Io personalmente sono convinta di questa squadra e penso che come squadra possiamo avere dei buoni risultati anche senza essere la prima squadra e se un giorno arriveremo assieme in prima divisione meglio, ma secondo me dividerci sarebbe una cosa brutta. L'Arcobaleno è società di quartiere e qui tutto parte sempre e comunque dal settore giovanile. Lavoriamo sia a livello di società sia a livello scolastico, per cui facciamo un progetto che comprende sia la Laura Mezzalira che è appunto una della società, sia un gruppo di professoresse e di insegnanti e niente, si allenano 2 volte alla settimana e con queste sono circa 40 bambini appunto divisi tra 2 palestre, per cui una ventina e niente, noi cerchiamo appunto di appassionarle più che altro al gioco della pallavolo, più che alla tecnica, insomma cerchiamo di trasmettere la nostra passione. Detto ciò, dobbiamo segnalare che tutto questo movimento necessita di impianti sportivi, che ci sarebbero, come la nuova tensostruttura, ma che non sono ancora totalmente disponibili. Lo spogliatoio è stato inserito all'interno del piano triennale, la Giunta lo ha approvato, per noi sarebbe fondamentale perché così potremmo giocare anche all'interno di questa tensostruttura che è stupenda, ma senza spogliatoio non può essere omologata e la possiamo usare solo per gli allenamenti o per momenti di incontro come questo di stasera.